E vabbè, e vabbè. Parliamone. Ci avete fatto il favore su, che vuol dire che state giocando con noi e non è proprio il caso. Dicia Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, su, dove fa là? E allora fermi tutti. Forse poi c'è una cosa che voi non avete capito. Io ho sbagliato io. Perché le partite di Champions si vedono con questa maglietta qua e sta tutto a me. Le partite di Champions, l'eleganza, le serate di gala si vedono con la polo azzurro fluido. Colpa mia, date la colpa a me e andiamo avanti. Dopodiché, per fortuna, finalmente, perché è un progetto che tengo, sono 50 settimane che devo fare, devo togliere quel coso da là e non lo potevo togliere. Non lo potevo togliere perché è acqua, non vi impressionate. Non lo potevo togliere perché se cambio qualche cosa poi la scaramanzia eccetera eccetera. Allora, prima di cominciare, adesso vi leggo tutto, devo recuperare Dove Falanga subito, dove sta? Perché poi ci sono dov'è? No. Ah, eccolo qua, ok. Quindi non posso seguire la live e allora ti do un bacio subito. Forse il pareggio poteva anche starci. Robbo ha retto meglio degli altri, 2 gol di scarto sono troppi, partita equilibrata. Tutto giusto, adesso ti commento, Tore. Devo però anticipare subito prima, perché lo sapete, c'è la reaction come commento bloccato così. Benvenuti tutti gli iscritti, lasciate i like. Le banalità che si diranno e ne devo prendere subito una e la voglio bloccare subito e la voglio contestare immediatamente. Meglio perdere ora e così che non conta niente che poi. Fermi tutti. Meglio perdere mai. Chiariamoci su questa cosa qua. La mia opinione, sia chiaro. Meglio perdere mai. Si può vincere tutte le partite in una stagione? No. Prima o poi deve arrivare alla sconfitta? Sì. Meglio in questo momento? No, anzi la risposta mia è non è detto e vi risponderò dopo la partita con l'Atalanta, al 95esimo della partita con l'Atalanta, se era meglio perdere questa partita qua o no, perché è importantissimo e sarà importantissimo vedere come questi ragazzi che sono nuovi alla sconfitta, questa è una cosa nuova, quindi la squadra giovane come reagisce, perché può essere che reagiamo benissimo, che adesso se ne vanno a festeggiare in un pub perché comunque chiudiamo da primi nel girone alla grande. Adesso dobbiamo vedere come si reagisce. Allora, se poi il Napoli non batte l'Atalanta, quelli che mi vengono a dire meglio perdere con il Liverpool così che non contava niente, hanno torto e gli darò torto. Se invece il Napoli reagisce benissimo, io rivaluto tutto e dico va bene, siamo finiti comunque primi, non abbiamo subito 4 gol. Il Liverpool, poi la partita si analizza e si può analizzare ed è una partita, come dice Tore, equilibrata. Una partita dove noi non avevamo il centrocampo. Abbiate pazienza perché io non ce la faccio ancora a vedere Ndombele che sì, qualche cosa me la fa vedere, ma altre proprio non mi sembra proprio all'altezza dei compagni, non ce la faccio. E Anghissà che le scarpette non se le mai messe oggi. Non credo sia una questione di presunzione o di atteggiamento di Anghissà, è una questione che evidentemente non ha ancora recuperato la forma. Allora probabilmente, è chiaro, non puoi utilizzare Demme, però non lo so,
se c'era bisogno per forza di schierare questi tre, perché Lobotka ha giocato da solo a centrocampo, da solo, e ho visto tre giocatori che hanno giocato a pallone. Olivera, grandissima partita, Lobotka, grandiosa partita, e Kvara, che era comunque sempre un pericolo pubblico. Tutti gli altri ne parliamo live. Allora, bella partita di Navas, non c'è dubbio. Allora, come fate a prendervela con Meret? È chiaro. Angioletta, dimmi qualcosa che non so. E va bene. Facci incazzare. A me non mi piace perdere. Forse non. Intanto un saluto a Polly. È ufficiale, siamo grandi. Ecco, questa poi è la considerazione che faccio a fine reaction, Francesco, perché dico, se a un certo punto ho la sensazione che sullo 0-0 ho quella sensazione che posso fare di più, e quasi mi viene da chiedere a Spalletti, dice, mister, ma vogliamo mettere a raspato, cioè per esempio vogliamo cambiare un po' Elmas, che mi pare che è trasuro poco meglio, rimpolpare un po' questo centrocampo, perché abbiamo giocato con Osi isolato, l'Isolosi, che mi ha ricordato cose paurose dell'anno scorso, perché noi adesso non ce ne ricordiamo più, perché il Napoli è una macchina da gol, perché il Napoli è bellissimo da vedere, la squadra più bella del mondo, ed è tutto giusto quello che stiamo dicendo, non stiamo dicendo, abbiamo un po' rivisto queste cose qua. Allora la paura, perché poi entra in gioco quella paura di poi Spalletti sta facendo nada lo stesso fatto, perché ho avuto l'impressione che il Napoli con questo Liverpool se la potesse giocare alla grande, e se l'è giocata alla grande. Per questo io dico siamo una grande squadra a fine reaction, e questa sconfitta mi lascia l'amaro in bocca. Non voglio giustificare la sconfitta, voglio una grande squadra che se perde con il Liverpool 2-0 deve stare incazzata e deve dire oh, ma noi dovevamo fare gol, il rigore, peccato i centimetri di Ossigard, potevamo fare qualcosa in più, perché non abbiamo riempito l'area, abbiamo fatto qualcosa in più. O Liverpool sì, ma se poteva fare. Voglio essere questa grande squadra qua, posso avere questa richiesta assurda e chiedere anche più coraggio a Spalletti? Non lo so. Scorrono tutti i messaggi perché sono stato lungo, però adesso vi leggo un pochino tutti. Allora, buona prestazione di Kim. Sì, vabbè, ma io da Kim, Fabrizio, io da Kim mi aspetto oramai sempre la prestazione. Questa poi è la differenza, che noi non dobbiamo esaltare anche prestazioni normali. Kim però non salta, noi ce la pigliamo con Meret, ma sul calcio d'angolo Kim viene sovrastato dalla coppia Van Dijk e quell'altro, che fanno il primo colpo di testa che poi Meret prende e non prende, e poi arriva il gol di Salah, ma è Kim che non salta proprio. Quindi grande prestazione, ma Kim in questo frangente per me è responsabile di questa cosa qua. Buonasera amici bellini, buonasera moderatori, buonasera Valerio. Prima o poi per la legge dei grandi numeri dovevamo perdere. Losco, hai detto proprio la banalità che non dovevo sentire da te. No e poi no. Te lo ripeto, l'ho detto a inizio live, forse non mai sentito. Questa è la cosa che sentiremo dire fino all'Atalanta, e io vi dico, se il Napoli vince con l'Atalanta do ragione a voi, meglio perdere così. Se il Napoli non vince con l'Atalanta, questa sconfitta è influente, perché non c'è niente da fare. La sconfitta brucia, la sconfitta ti porta delle scorie, la sconfitta ti leva delle certezze, ti mette quella cosa, dice ma forse quello per te. Vi dico una cosa, i gruppetti, li avete visti, no? Gli italiani che parlano con gli italiani, Olivera e Lozano, così, i gruppetti. Vuoi vedere che dice ma con un portiere meglio Meret, forse, per dire, potrebbe capitare così, e si comincia, ma sono dei giovani. Queste sono ipotesi, sono un po' quelle preoccupazioni di chi ci è passato troppo spesso in queste cose qua,
perché non ci dimentichiamo che l'anno scorso la stessa identica cosa, quindi non voglio sentire ragioni, non voglio sentire giustificazioni a delle cose. Vabbè, ma vi ricordate il pareggio con la Roma? Vabbè, ma il pareggio con la Roma ci può stare, non ci poteva stare, perché quello poi fu l'inizio di che cominci a perdere un po' di cose. Avete capito quello che intendo? Lo sappiamo dopo l'Atalanta se questa sconfitta è ininfluente, se capiamo questi giovani come effettivamente reagiscono di fronte a una cosa nuova, perché è una cosa nuova. Chiaro. Pompieraggio automatico, bravo. Daniele, scusami ma non sono d'accordo, se la sconfitta fosse arrivata da una brutta prestazione ok, ma abbiamo fatto un'ottima partita con disattenzione finale. Ma l'ottima partita è chi ti sta dicendo niente, Dani? Io non ho detto il Napoli ha giocato malissimo, a quando me l'hai sentito dire? Buona partita, ottima prestazione, non lo so. Una buona partita, ma ho visto poco qualità, ho visto poche occasioni, non è che Alisson ha fatto dei miracoli eccetera eccetera. Mi aspetto che Alisson debba fare dei miracoli a Anfield, anche perché io non ho visto. Cercate di capirmi ragazzi, io non sto criticando il Napoli, io sto esaltando il Napoli in questo caso. Cioè se io mi vengo a lamentare e mi stavo per lamentare di uno 0-0, perché poi arriva alla fine, quindi è fondamentalmente uno 0-0 come diceva Tore all'inizio, io mi stavo per lamentare di uno 0-0 perché secondo me Spalletti poteva farla quella cosa a dire mo li spavento pure, ma mo dimostro al mondo che il Napoli ad Anfield mette pure la terza punta per esempio e vediamo se gli mettiamo pure, perché poi qua non avevi più niente da perdere perché 4 gol in 10 minuti non te li fanno, e allora dai, e invece che peccato dico io, proprio quando fai braccino e stai proprio con il 4-5-1 tutti indietro e prendi pure il gol. A me questo mi dà un fastidio, mi dà una sensazione di amarezza che non sopporto. E vi ripeto, tutto a posto, tutto benissimo, propedeutici eccetera eccetera, se vinciamo con l'Atalanta. Se non vinciamo con l'Atalanta me la prendo con questa sconfitta qua. Non lo so, Felice, è una mia sensazione, magari ne prendevamo 3, però mi ha dato quell'impressione che Spalletti stava facendo i cambi, ha messo solamente al 68esimo lo Napolitano che non cambia niente, e poi Elmas Zielinski all'82esimo, cioè è ritornato lo Spalletti dell'anno scorso immediatamente un po' conservatore, meglio che manteniamo. Ho avuto un po' questa paura qua. E perché me la prendo con questa, perché quella sensazione dell'anno scorso che mi ero tolto da mezzo, perché vedevo che entravano freschi, cambiava bene sempre tutti sul pezzo, e invece mi ha dato una sensazione diversa Spalletti oggi, capì? Dice campioni d'Europa e non c'è dubbio, noi siamo forti, giovani e nuovi e non c'è dubbio, abbiamo fatto grande girone e il Liverpool visto oggi lo dimostra. Non c'è alcun dubbio, Gazzellas, ma poi voi siete la community che saprà capire le mie parole, perché io ogni tanto l'italiano me lo dimentico, però bene o male me la cavo, e riuscirete a capire che non è anzi che sto esaltando quello che ha fatto il là, perché comunque siamo finiti primi nel giro, però non voglio sentire, perché non li conosco questi qua, potrebbe anche andare bene dargli una carota invece che una mazziata dopo una sconfitta, non li conosco questi giovani nuovi, però conosco quel Napoli, il Napoli, e quel Napoli quando gli si diceva sempre vabbè non ti preoccupare, hai fatto comunque il massimo, questa ci può stare, questo passo falso, quel Napoli là si adagiava un po' nella situazione e poi ogni tanto il passo falso se lo concedeva. Io voglio che questo Napoli qua sia cannibalissimo, perché devi andare subito a riprendere quella forma schiacciasassi. Allora va bene che l'ha interrotta in Europa, lo capisco il discorso, l'interromperlo in Europa quando poi è finito, si ricomincia dopo il giro, quel mini campionato è finito e l'hai vinto, benissimo, si resetta. E questo va bene, non che però meglio essere sconfitti, si resetta, la finalina l'hai persa,
la finalina l'hai perso, non c'è nessun trofeo, però sei arrivato primo, ecco perché non si può mai parlare di finali. Per questo poi tutte le frasi fatte, tutti i luoghi comuni che arrivano uno dietro all'altro, noi li dobbiamo distruggere perché dobbiamo alzare il livello a partire dagli addetti ai lavori fino, perché altrimenti spallette se andase. Lo capite? Lo capite? L'arbitraggio, Van Dijk doveva essere ammonito, 2 manate Osimhen, poca roba Vittorio, quelle manate poca roba per essere ammonito. No, non ci sto. Osimhen è troppo plateale, non si fa niente il ragazzo, te ne ancora Maschera, ma non si fa niente. Rotola, allucca come un pazzo, poi si alza, sta benissimo e parla molto calmo. Questa è la cosa, la novità. Questa è la novità di Osimhen che sta crescendo. Si alza e parla calmissimo, senza perdere sangue e senza essere tumefatto. Con l'arbitro dice sì, però mi ha fatto del male, così. E l'arbitro dice sì, ma non devi fatto niente, andiamo avanti, queste sbracciate in Europa ci possono anche stare. E si dice pure, ho capito, va bene. Quindi vedo già una fase di crescita di Osimhen, la voglio sottolineare, perché Osimhen è quello là che pure con gli arbitri, ma quello non hai visto che ha fatto? È cambiato, sta crescendo, sta migliorando in questo, però ancora questo fatto di rotolarsi come se veramente ti avessero, no, perché poi ti prendono di mira e ti bollano come simulatore. Un'altra simulazione del genere l'ho vista da Ndombele. Non è possibile, ragazzoni che non siete altro, non è possibile che prendete uno schiaffetto e vi rotolate a terra, non lo ammetto, perché poi gli arbitri sono scarsi e va bene. Per me il rigore su Kvara è netto e va bene, perché là non lo devi fare male, ma se lo sbilanci, quello come va alla conclusione che sta in vantaggio sul pallone. Quindi io sul rigore non c'è alcun dubbio, lo voglio, si dà, non si dà, discrezione dell'arbitro, vabbè, ma sulle simulazioni non voglio sapere niente. Man up, si dice in inglese, man up. Ho lo stesso fuoco tuo in corpo, sto incazzato, non voglio assolutamente sentire parlare di sconfitta in dolore, così non si cresce. Questa partita la devi portare fino in fondo, senza se e senza ma. Fabio, non lo so in quanti saremo così. Io la sto prendendo, cioè non ho sentito nessuno, non ho sentito telecronache, cioè ho visto quelle Paramount Plus, che però sono inglesi, la loro audience maggior parte sono della Premier League, quindi non è che stavano infervorati più di tanto. Io sto così, vediamo, voglio testare il posto della mia community, vediamo Guido dopo che cosa ne pensa e vediamo un pochino. Grazie Giacomo. Per me invece, visto come stiamo giocando, siamo un po' impauriti, non abbiamo proposto come nostro solito, la partita si poteva vincere. Rachmani manca a sta squadra, non si dice mai, ma è così. Poi subisce Lozzi, Kvara al City, Belocchio ad Haaland, l'ho detta grossa? Sì, l'hai detta grossa, Haaland è un cyborg, Kvara può arrivare secondo me a quei livelli un pochino sotto, ma in futuro Haaland è già un cyborg. Fabian, dove sei? Sì, ma questo io sono d'accordissimo su Fabian, perché, detto oggi, perché quello che mi è mancato oggi a centrocampo era un po' più di qualità, un po' più di luce, un po' più di un passaggio illuminante, un metterti davanti alla porta, e questo sì. Stiamo parlando inutile. Sabato a Gerbergo, questa è una no, non esistono amichevoli, Enzo. C'erano i soldi a disposizione, lo sai, si vincevano soldi, non si vincevano trofei, ma si vincevano soldi, e siamo arrivati primi, bene, però se avessero fatto 4 gol non poteva succedere, ma ci scavalcavano e c'era tutto un altro tipo di discorso. Non esistono amichevoli in Champions League, ragazzi, queste partite fanno male, sono partite internazionali, ti guardano, non sa da ragionare così, dobbiamo crescere, paura. Kvara sembrava un po' egoista. Scuola, sai che ho avuto una sensazione che abbia forzato alcune giocate personali, secondo me, perché quando ha visto che c'erano meno movimenti intorno a sé,
è che il Liverpool era comunque sul pezzo oggi e bloccavano, marcavano bene, ti pressavano tanto. A un certo punto quella cosa dice vabbè, mo provo a tirare, vediamo, magari becco un calcio d'angolo, becco un fallo di mano. Mi ha dato questa sensazione qua. Troppe adulazioni non fanno bene, ma non è successo nessuna tragedia. Yamman Nance, si è già detto Spalletti out, non credo, però una riflessione anche su alcune scelte di Spalletti si può fare. Allora, la sconfitta ci sta, la prestazione è stata ottima, abbiamo attaccato e retto bene, mo vi state prendendo troppo, dovete stare calmi. Sì, siamo calmi, però possiamo anche parlarne. La reazione dopo il primo gol è stata grande, sono fiducioso. Questa è bella, Vincenzo, su questa mi piace. La reazione l'ho vista, la voglia del Napoli di andare a fare l'1-1 e di magari riprenderla, l'ho vista. Coincidente anche con quel fatto di subito ti metto Simeone e Raspadori. Certo, hai tolto poi Osimene e quell'altro, però l'ho vista la reazione della squadra che non ci stava a perdere e basta, con quella voglia di fare lo scherzetto. Infatti in reaction io lo dico fai lo scherzetto così, poi dopo nel capovolgimento di fronte Olivera ci mette una pezza, però c'è un altro calcio d'angolo con quelle incertezze. Vabbè, purtroppo va bene così. Diciamo che siamo orgogliosi del nostro Napoli, però analizziamola questa sconfitta e mi piace proprio così. Poi penso sia la cosa migliore da fare, perché se lui diceva bravi, oppure andiamo da nessuna parte. Però la voglia di non perdere l'ho vista. Forse è vero che abbiamo tirato un po' il freno rispetto al solito, ma credo che oggi sia stata anche la forza di un Liverpool che la forma l'ha ritrovata. Sì, e questo fa il paio, Valentina, con le parole di Spalletti che ha detto che il Liverpool stava in salute, che non dovevamo pensare di trovare un Liverpool non in salute, che abbiamo limitato alla grande, perché è giusto dire, non è che il Napoli deve andare a battere il Liverpool in casa sua 5-0. Non ho chiesto questo e non pensate che io pensi questo. Li abbiamo limitati alla grande, non gli abbiamo fatto fare cose troppo difficili, troppo facili per loro. Giusto. Il freno a mano ho questo dubbio, perché il ciclo è lungo che ha portato a questa partita, quindi ci può essere un po' di stanchezza, un po' di quella paura di non vincere, di perdere, di non perdere quella cosa, dice lo 0-0 voglio continuare almeno a rimanere imbattuto, un po' forse comunicata da Spalletti e un po' magari innata anche dei giocatori, può essere. Ostigard, partita clamorosa, buona partita di Ostigard, peccato per quel gol, se lo meritava pure. Ha fatto un salvataggio miracoloso, perché poi uno di quelli rischiosi che se la prendi male ti fai autogol, quindi si è preso una bella responsabilità. Buona partita. Alessandro, hai ragione, l'ho notato e pensavo che almeno uno l'avesse ricevuto, non ha ricevuto nessun giallo. Per me ci poteva stare almeno un giallino su Fabinho. Ne ha fatti un paio consecutivi a inizio partita molto duri, che già potevano essere giallo subito. È entrato nella Matrix. Grazie Alessandro. Comunque tu lo devi continuare a scrivere, io devo continuare a dire di no. Enzo, sto a fare un casino, tu stai dicendo parolacce e questo non è il modo in cui noi facciamo analisi. Non fare i paragoni, il Liverpool e i paragoni del Chelsea che ha dato al Milan 5 palloni, poi il Napoli ha battuto il Milan, allora che Napoli-Chelsea che fa? Non è così che si ragiona di calcio, Enzo, ma sei dei nostri o sei nuovo? Ma ricordo, che stiamo parlando? Valentino, fammi recuperare. Festeggiamo il primo posto del girone e vediamo che famiglia abbiamo fatto. Bearzot con l'Atalanta nella prossima partita. Forza Napoli sempre. Cin cin Valentino, e ti ringrazio. La Recchia in fuorigioco, avete visto questo famoso adesso fuorigioco che ci fanno vedere semi-automatico? Che peccato. Ostica ha sbagliato troppi passaggi, sì, in uscita
mancato un po' di quella qualità. Occhio al momento della delusione post gol annullato, lì il Napoli ha provato a riprendersi ma alla fine ha ceduto psicologicamente. È vero, è stata anche lunga come cosa, come decisione, stai là in tensione nello stadio non tuo, peccato. Conduzione di gara fallosissima. Avevo intravisto in chat anche Alberto che ci può dire la sua al riguardo. A me mi è piaciuto l'atteggiamento calmo dell'arbitro che dialogava. Poi come conduzione di gara poteva chiamare qualche fallo in più o prima, o insomma, o impostare il discorso che questi tipi di falli sono da giallo più presto. Questo può essere. Un giallo l'ha preso, esatto, sì. Abbiamo giocato la grande squadra con le grandi squadre e cosa abbiamo di più? Siamo obiettivi, il Napoli ha fatto una prestazione da Champions. Sì, infatti le partite si possono anche perdere, la prestazione da Champions c'è stata, la sconfitta arriva alla fine. Io ho solamente paura di quella cosa là, della giustificazione. Ho paura, però non lo so. Vi ripeto, qua dovete essere proprio molto, molto maturi anche voi ad ascoltarmi, perché io sono chiarissimo in questo. Non lo so, non sto dando per scontato che la giustificazione poi fa male a questa squadra, perché non li conosco, questo gruppo è nuovo, è diverso, ci stanno alcuni, Meret, Mario Ruiz, Zielinski della vecchia guardia, di Lorenzo, che possono soffrire di quelle cose là. Quelli nuovi non lo so come la prendono, se hanno bisogno di essere accarezzati e di sentirsi dire vabbè, con il Liverpool insomma, non ci aspettavamo che faceste anche lì una cosa un bottino pieno. Non lo so, può essere pure che hanno bisogno di questo. In questo caso veramente vengo dal passato e non serve il fatto vengo dal futuro e vi dico già come finisce. Vengo dal passato e devo aspettare la partita con l'Atalanta per capire che tipo di sconfitta è stata. Bravo Alessandro, nessuno la hit e io arrivo col pompierino. Non lo so chi voglio beccare agli ottavi, voglio beccare una squadra che voglio battere, voglio andare più avanti possibile. Elmas, l'incognita di questa squadra. A me mi è sembrato entrare, c'è stato, l'avete visto quando poi si prende il cartellino giallo su Nunez, che si prendono belli ammazzati, ho visto entrare tosto, ha recuperato un paio di palloni importanti, poi poco tempo, perché 82esimo, Zielinski e Elmas che hanno combinato. Perché non analizziamo chi ci possiamo beccare agli ottavi? Sì, questo è interessante. Vediamo se lo riesco a fare al volo, ma poi domani c'è dell'altro, quindi non possiamo essere ancora sicuri. Luigi Visconti, benvenuto! Ma è benvenuto o bentornato? Che poi Luigi, voi non ne sapete quanti ne sono, ma tu c'hai una faccia conosciuta. Fammi sapere tu, amico mio, la colpa è mia. Una difesa solida, Ostigard in crescendo, partita dopo partita, Kim insuperabile, la notizia... Kim insuperabile, però non è Zumbad in Coppa Calcio d'Angolo, ma solo io l'ho vista questa cosa. La notizia qua è che i Reds hanno vinto di fortuna su 2 ribattute. Un po' paura di questo discorso qua, un po' paura. Ragazzi, un po' paura. Per non rischiare anche con l'Atalanta devono arrivare i like. Bravo Costantino. Grazie. E tu lo sai. Forse i ragazzi devono poca motivazione, non ci posso credere. Partita da Anfield con il Liverpool ti togli lo sfizio di entrare nella storia con il Napoli che fa bottino pieno. Già è nella storia, perché quello che abbiamo fatto in Champions quest'anno non è una cosa a cui il Napoli è abituato. Quindi già siamo nella storia e sti ragazzi e l'allenatore meritano gli elogi che sono stati fatti. Però, vedi Nicola, la paura è questa. E io la condivido. Fammi vedere dove sta. Eccolo qua. I flashback dell'anno scorso. E questa cosa, io veramente, come
tento sempre di pompierare quando si vince troppo e di non fare, perché poi l'euforia, il fuori luogo e ci esaltiamo troppo e può arrivare alla presunzione. Io devo mantenere anche se c'è da troppo. Ah, grazie Luigi. E allora fammi sapere, scrivimi su Telegram che ti aggiungo agli abbonati, al gruppo dedicato agli abbonati, che stavano come i pazzi, che stavano parlando. Devo anche tenere d'occhio il pessimismo, perché poi se si butta tutto a mare dopo che abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto non può neanche essere giusto. Quindi per questo ho detto, sti ragazzi, non lo so, i giovani come li dobbiamo trattare, come la dobbiamo valutare questa cosa. Ho un po' paura a liquidarla banale, ecco, se la liquidiamo banale, i flashback, ecco, mi vengono i flashback pure a me dell'anno scorso, come dice Nicola, che ringrazio, e già l'abbiamo visto sto film già visto, preferirei vederne uno nuovo, un film nuovo e che praticamente è da mongole, dice ma veramente non sei saltato, per esempio cazziata a Kim, tutti i complimenti di Spalletti che va in conferenza e dice oh Kim, magari non sei saltato, tenevi le cosce pesanti, perché non sei saltato su quel calcio d'angolo? È mancato un momento di concentrazione, forse devi saltare qualche partita, forse anche i giocatori che overperformano a un certo punto sono esseri umani e quindi può essere che in quel microsecondo sbagliano. È tutto da mettere in considerazione e vedere come poi riaccendere subito la luce, perché io quest'anno no, in Europa, perché è difficile. Piccola dose, ecco, piccola dose. Il discorso è proprio la reazione dopo la prima sconfitta. Stiamo a vedere. Anghissà non si starà preservando per il mondiale. Ndombele ad oggi il nulla. Paura, discorso Anghissà. Spero di no. Paura, discorso Anghissà. E fammi vedere l'amico Gazzellas. Piccola dose di umiltà che ci può fare solo bene. Questa mi piace come cosa, perché sai, ci sono due modi alla fine di vedere le sconfitte. Una, entri in depressione e dici mamma mia, può essere che ogni calcio da... perché dipende anche il modo in cui arriva la sconfitta. Sono state 2 gol presi praticamente molto simili, con leggerezza sui calci d'angolo. Allora ti potrebbe venire quella cosa del calcio d'angolo e dici ti potrebbe perdi un po' di fiducia in te stesso. Oppure raddoppi l'attenzione e dice forse è stato solo un momento, dimostriamo all'allenatore, ai tifosi, a me stesso, ai compagni che poi spingono per giocare al posto tuo, dimostriamo che la prossima volta non succede, e l'Atalanta la palla non la vede proprio. Ecco, questa sarebbe poi la risposta più bella, che io vengo e dico ragazzi, sapete che quella famosa banalità che vi dicevo, la sconfitta meglio adesso, era proprio così, cin cin, meglio in quello che non ha contato niente, che siamo arrivati comunque primi nel girone, l'Atalanta non ha toccato palla e io sono l'uomo più contento del mondo, e benedirò Liverpool, benedirò l'arbitro, Kvara, Spalletti, li benedisco tutti dopo l'Atalanta, perché bisogna essere onesti, non ho la sfera di cristallo a dire so già come reagiranno sti ragazzi, perché novità, questa è la novità. Finalmente abbiamo la novità, una cosa che mi sentivo di poter dire, questa non è una squadra che poteva rischiare il cappottone, sai, 4-5-0 il Liverpool, perché sono squadre che lo possono fare quando tu prendi l'imbarcato. Mi è sembrata una squadra fin dall'inizio stagione tosta, che va là e se la gioca, e siamo andati là e ce la siamo giocata, e lo 0-0 andava bene, era proprio lo sviluppo di una partita, 50% di possesso palla insieme, condiviso, qualche occasione di qua, qualche occasione di là, vedi, Liverpool alto, Jones, il rigore per noi, l'ho dovuto scrivere, Kvara fuori, Ndombele parato su assist Kvara, Meret che salva su Thiago, bella parata,
che poi Meret però ha fatto una bella parata su Thiago, Jones di testa alto, Meret su Salah che però era in fuorigioco, molto equilibrato il primo tempo. Kvara fuori, il gol di Ostigard che poi viene annullato, il Kvara a volo sul cross di Osimhen, poi Salah centrale, Kvara alto, il gol di Salah. Ci sono state altre occasioni che non mi sono scritto, ma poca roba veramente del Liverpool, proprio perché è stata una partita equilibrata ed è giusto parlare di una partita che poteva finire in pareggio. Capite? Penso che capite. La tradizione e l'importanza europea del Liverpool non è il Sassuolo o la Cremonese. Questi l'anno scorso sono giocati, ma c'è senza dubbio. Forse capisco il tuo proselito sulla sconfitta. L'importante è vincere contro la Bergamo. Non avrai mai la riprova di cosa succederà nello spogliatoio tra Spalletti e la squadra. E certo, poi Spalletti ci potrà anche dire qualcosa al riguardo. Dobbiamo poi sta a noi capire quanto può mentire, quanto delle cose le deve lanciare ai giocatori indirettamente, quanto le deve dire a noi. E vi aggiungo anche una cosa, visto le ultime facce che ha fatto in conferenza, io non credo che voglia fare nessun favore agli addetti ai lavori. Lancerà i suoi messaggi a chi li deve lanciare, ma lo vedo stufo di rispondere sempre alle stesse domande che non sanno di nulla, sono insipide. Veramente lo vedo stufo. Lionar, buona gara, ma sono comunque un po' arrabbiato per alcuni dettagli. Comunque statisticamente è buono aver perso proprio oggi. Il quando, nonostante i 2 gol, a me veramente è piaciuto. Tra l'altro credo sia la partita dove l'abbiamo visto maggiormente impegnato finora. Non lo so, ci sono state forse partite dove ha fatto qualche parata in più. Stesso con Sassuolo, ma magari li tiri meno impegnativi, forse meno impegnativi. Lo so dove vuoi arrivare onestamente. Liverpool, Champions League, Anfield, vincere oggi avrebbe reso Napoli internazionalissima. Io ho la telecronaca araba, prima volta che si parla strabene del Napoli. Amico Napoli, sì, anche voi non avete idea di che bellezza aver avuto il Napoli fare un girone di questa importanza, di questa forza, dimostrare su tutti i campi, vai ad Amsterdam e bam, e poi ritornano e bam ancora, e con i Rangers 3-0 e poi 3-0, queste dimostrazioni di forza veramente. Sarebbe stato il non plus ultra. No, non è che mi lamento, perché non si poteva. Mi andava benissimo lo 0-0. Un pochino c'ho quella cosa, come vi diceva l'altro amico Bellino, questo spettro del braccino, quest'idea che magari Spalletti l'ha un pochino indirizzata con questa voglia di non prenderlo il gol. Mi ha dato questa impressione qua, e questa è una paura. E l'altra è, vediamo se questa sconfitta pesa nella testa dei ragazzi oppure no. Spalletti come Mu, non lo so. Rispetto a Mourinho ci sta facendo vedere molto più gioco. Mourinho molto incastrato adesso in questa difesa a 5 con queste ali che devono coprire, e poi tutto sta ai vari 2 trequartisti. Non lo so se è come Mourinho. Lo hanno appena detto in più trasmissioni, rigore nettissimo per il Napoli, ci stanno anche ricriticando, evidentemente non aspettano altro. Ti elenco le possibili avversarie: Francoforte, Bruges, Dortmund, e poi me le scrivi dopo. Nel calcio è sempre una questione di motivazioni. Se nella testa dei ragazzi bastava non prenderne 4, sul pallone ci vai moscio. Luca, credo proprio che tu abbia ragione alla fine. Luigi Visconti, sinceramente Ostigard mi è sembrato comunque molto pronto, sembra a tratti Cannavaro, e a me non dispiace. Tu che ne pensi? L'ho detta anche io, Luigi, sta cosa di Cannavaro è un po' anche proprio fisicamente, quando Cannavaro teneva il mellone così e salta di testa imperioso, è quel tipo di difensore là. E Cannavaro non era un fine dicitore in fase di impostazione, e Ostigard mi pare che non lo sia. Però lo vedo tosto, lo vedo concentrato, lo vedo che insegue l'avversario, in marcatura non molla, è pessimista. Il difensore deve essere pessimista, deve andarci sempre e pensare che
i loro compagni facciano un errore, andare a correre per metterci una pezza. Veramente, veramente Ostica è una bella sorpresa e ci sta benissimo. Il pacchetto dei difensori centrali è tutto soddisfacente, onestamente, perché Kim sì, non è saltato oggi, però ha fatto un inizio di stagione straordinario, non di meno. Rachmani bene fino all'infortunio, non c'è nulla da dire, e anche Kwan un pochino col Sassuolo, qualche sbavatura, però io sono il debole pure per Kwan. Allora, buonasera, l'unica nota negativa quasi su ogni ripartenza nostra, fallo sistematico e mai un cartellino, vuol dire impedire molto il gioco. Giusta riflessione, Massimo. Ovviamente quello è un po' una caratteristica delle squadre che poi ti prendono a uomo. Se stai uomo contro uomo non rischiano poi di avere l'inferiorità numerica, allora vanno, se non prendono il pallone prendono l'uomo e si ricomincia da capo. Ce l'ha spiegato Spalletti, lo fanno in Italia, figurati se non lo sa fare il Liverpool. Con una formazione meno fisica oggi li prendevamo tutti e quattro. No, questo non lo sappiamo, potevi anche essere sgusciante e farne tu un paio. Stessa sensazione dopo la sostituzione di Lobotka, come se i giocatori avessero pensato vabbè, giochiamo per il pareggio. Elmas non più, per favore. Benny, non capisco perché Elmas che entra all'82esimo sia il problema di questo Napoli. Veramente non lo capisco. Questa mi sembra la classica cosa, il nuovo Mario Rui. L'abbiamo trovato. Mario Rui, la rovina del Napoli. Adesso è Elmas. Vabbè, non ci potremmo fare niente. Io credo che scrivi, non è né carne né pesce, non serve a niente, ancora non ho capito che ruolo deve fare. Io credo che che il primo tempo è stato fatto bene, ma 65esimo deve iniziare a fare i cambi per vincere. Mi aspettavo questo e forse, come me lo aspettavo io, forse anche la squadra si aspettava perché si era abituata a questo tipo di atteggiamento. Spero di sbagliare, ma da quando si sente sicuro, vedi le ultime 5 gare, Meret fa degli errori rivedibili. Sempre il piede, se non due, sulla linea, sui calci da fermo respinge e non blocca. Non lo so se poi, ora, questi errori che mi stai sottolineando sicuramente li avrà fatti, perché non mi dici stupidaggini, però non credo che sia perché si sente sicuro. Anzi, potrebbe venire da un'insicurezza in realtà, non è che si sente sicuro del posto e fa gli errori. Potrebbe venire che ha fatto quella mezza paperotta, ve la ricordate, perché di paperotta dobbiamo parlare, che però non portò via punti, e da lì la cosa ha avuto eccetera eccetera, quella potrebbe essere poi che ha portato a diversi errori dopo. Buonasera, io penso che Klopp col cambio modulo volesse prima non perderla, la prestazione l'abbiamo fatta, che ci serve da lezione come sconfitta. Ostigard coi lanci esagera con la forza, sì, che Klopp volesse prima non perderla non lo so, perché non c'hai niente da perdere. L'unica cosa che dovevano fare loro era vincere, provare a vincere 4-0 significava iniziare fortissimo, fare un paio di gol in un quarto d'ora e lì si metteva veramente male, cioè sarebbe stata veramente una battaglia. Non ce l'hanno fatta, sicuramente nelle loro intenzioni c'era quello, perché il Liverpool doveva togliere anche l'onta della sconfitta dell'andata. Non sono squadre che sono d'accordo col perdere, io per questo voglio diventare quella squadra là, io per questo mi voglio lamentare della sconfitta con il Liverpool. Non voglio perdere, e quando devo perdere voglio perdere, cioè, quando vinco non voglio prendere gol, cioè capito la crescita, l'alzare il livello e diventare la squadra internazionale che siamo quest'anno. Secondo me il Liverpool voleva vincere, almeno arrivare a pari punti, se non si può arrivare primi nel girone, anche perché in campionato stanno così e così, e quindi almeno dare quella cosa, dice comunque l'impegno europeo lo rispettiamo, non c'è dubbio, guardate che siamo ancora in forma, dai un segnale ai tuoi prossimi avversari, dai un segnale all'interno dello spogliatoio, vedi siamo ancora capaci di vincere con il Napoli che è fortissimo, era importante. Spero proprio di beccare il PSG, è pazzo! E poi ci fa gol Fabian ridiamo. Squadre che potremmo prendere agli ottavi: Dortmund, Brugge,
Benfica, Lipsia con il punto interrogativo, come si chiama? Che lo punto lo sono un po' stanco. L'asterisco, ecco. E l'Eintracht. Non lo so come giocano queste squadre, diciamo Brugge, perché mi fa ridere dire Brugge. Aspetto la tua lettura delle partite nelle pagelle. Grazie Gian, quelle arriveranno sicuramente domani. Stasera ho visto una partita vera ad alta intensità, vero, con poche occasioni da gol, ma molto bella da vedere. Peccato non avere interrotto la striscia positiva che teneva alta l'attenzione. Forza Napoli sempre. Analisi corretta. Ostigard, grandissima personalità, norvegese come Allan, sarà un fattore di nazionalità la freddezza? Sicuramente. Questi nordici dovremmo vederli così, poi non tutti arrivano a questi livelli. Ostigard non è un quarto di difesa, change my mind, e ce la sta cambiando lui la mind a quelli che lo consideravano solo un quarto di difesa. Si potranno alternare lui e Juan Jesus in certe occasioni. Ecco, io mi aspettavo più Juan Jesus per una questione sia di velocità sia però sulla velocità io insisto, questa è una cosa che ha detto Spalletti, che Juan Jesus è più veloce. Io vedo Ostigard abbastanza reattivo sulle gambe, che tiene il passo, non lo vedo lento. Quindi sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Meno esperienza sicuramente, ma insieme a meno esperienza ci può essere più sfacciataggine. No, aspetta, vedi, perché poi dice Cannavaro, ma chi Paolo? No. Sembra Fabio Cannavaro nelle movenze, in alcune cose. È chiaro che però ha fatto 3 partite, Cannavaro ha vinto pallone d'oro e non scherziamo, ci vuole tempo per arrivare lì. Però visto che piace a molti fare i paragoni, a chi assomiglia, a quello a quell'altro, dispiace perdere perché non siamo più abituati, giusto? Però fino all'85esimo sembravamo in controllo, sconfitta immeritata, ma meglio perdere ora. 4 gol i Reds non li facevano. No, Leder. Non li facevano piuttosto che partite decisive. Meglio perdere ora piuttosto. Sì, vabbè, ragazzi, lo sapevo, io l'ho detta a inizio live, lo sapevo che questa cosa sarebbe stata la frase fatta che mi avreste detto tutti voi e io ve l'ho dovuta smontare subito e vi ripeto, questa frase fatta avrete tutti ragione quando usciremo dalla partita con l'Atalanta con 3 punti su. E lì, e quando usciremo con 3 punti lì, io vi dirò avete proprio ragione. Faccio un video dove dico solamente avete ragione, sapete? Era proprio meglio perderli le volte. Se no venite voi da me e mi dite era meglio vincere con il Liverpool. Brugge. La piazza deve maturare, non si può criticare questa squadra dopo 13 vittorie consecutive e dopo aver perso una gara influente al primato nel girone contro Liverpool, Ajax e Rangers. Antonio. Vabbè, tu stai parlando in generale, che non è che sto criticando la squadra. A me è piaciuta la prestazione, non ho parlato di prestazione sbagliata. Ho parlato che mi è sembrato un po' il braccino, eccetera, eccetera. Però può essere anche che la piazza matura quando ci sentiamo grandi e decidiamo anche che stai a Liverpool, stai a 0-0 e poi pure vinci. Può essere anche quello un momento di maturità. Che ne sai? Cioè, capire che questo è il momento, perché poi c'è il quando. Ci sono dei momenti in cui il Liverpool è giocato. Vi ricordate col Barcellona? Ci sono stati dei momenti in cui quel Barcellona lì era ingiocabile l'anno scorso e quindi era anche stupido dire il Napoli, però pigliate 5 gol a Caia là è troppo più forti, ti nascondevano la palla, andavano in porta, gol, velocissimi, troppo più forti. Questo Liverpool qua di oggi, ma onestamente, che sia in salute, che ha dimostrato qualità senza dubbio. Il Napoli ha retto bot. Il Napoli ha retto.
C'è equilibrio totale in quello che ho scritto qua. Abbiamo retto tantissimo. Quindi non capisco perché non affondare e avere anche quel po' di amarezza. Averla l'amarezza. No, criticare la squadra. Non siete credo che nessuno al mondo lo farà. Sarebbe assurdo. Però la possiamo avere l'amarezza di poter, potevamo giocarcela ancora un po' di più, oppure così. Oppure dobbiamo subito giustificare, perché quella è la paura mia, perché l'ho sentita in precedenza, in passato. Ma ci può stare, figurati la sconfitta, cioè. E poi dopo ci abituiamo a che una volta è un Liverpool, poi devi incontrare il Bruges, il Dortmund, per esempio. Ma col Dortmund ci può stare, e se ci può stare, che Jucam a fa, capite? Che piacere passare dalle conferenze di Klopp a quelle di Gasperini. Principe Bellini, poi tra l'altro tu mi ricordi che io ho tra gli abbonati Bellini, la community geniale e tutti quanti, Tore che ha parlato di sofferenza stampa, bellissimo, bellissimo proprio, le sofferenze, così si deve chiamare oramai, sofferenza stampa. E penso fosse Alessandro Fiore che mi diceva carico a spallettoni. Bellissimo. Quindi io veramente apro il canale e mi date voi gli spunti, veramente come Spalletti dà i titoli ai giornalisti, voi date i titoli a me. Guido ci dovrebbe raggiungere a breve, con il culo che abbiamo il Real arriva secondo e lo becchiamo agli ottavi, ecco qua. Secondo me ci stiamo preoccupando del nulla, sono sicuro che i primi arrabbiati sono proprio i calciatori e Spalletti, quindi come hai detto tu dobbiamo aspettare la riprova dell'Atalanta. Questo per dirlo, ma 25 milioni di riscatto anche no, per i soliti limiti di Ndombele, lento a smistare la palla, passaggi sempre imprecisi che mettono in difficoltà i compagni concedendo ripartenze. Sono tendenzialmente d'accordo, Gianni, si parlava di 30 milioni, qualcuno 32, qualcuno 31,5, 25, insomma tra i 25 e i 32 milioni comunque mi sembrano tanti per un giocatore che ci sta facendo vedere delle cose interessanti di potenza assoluta e altre che non mi convincono. Secondo me stanno tutti incazzati, così incazzati che l'Atalanta ne farà le spese. Speriamo bene, Rossana. Un giornalista coreano voleva intervistare Kim in mix zone, ha detto proprio testualmente: chiedo scusa, ma no, non mi fermo, sono incazzato. Sarà un segnale positivo? Kim ha detto così? Secondo me sì. Secondo me è un segnale positivissimo. Io così la voglio vedere. Voglio sentire che i ragazzi stanno incazzati come me, di più di me. Kim specialmente perché lo individuo come il fa che non è saltato, l'ho visto proprio che non è saltato. Uè, sabato si è laureato, grazie al vostro mamma mia. Subito la community, prendilo bene perché ovviamente non può essere una cosa a tuo discapito, è reale. Mario TVB, anzi complimenti, tutta la community a fare i complimenti a Mario subito. Ragazzi, ma i like io poi non ho controllato perché Polly stava cominciando, però io mi sono fatto prendere dalla partita. Vogliamo parlare di Olivera? Grandissima partita su uno degli esterni più forti al mondo, giusto. Le palle di testa le prende tutte lui, c'ha senso della posizione, non si perde la marcatura, insiste, riparte bene, si propone. Mi sta piacendo veramente tantissimo tutte le volte che Olivera mette piede in campo. Complimenti, auguri, grande Mario, Ad Maiora, vedi? Questa è la community che comes together. 275 con 400 persone dal vivo, con i like preventivi, vuol dire che vi siete ammosciati anche voi e pensate che i like non servono perché oramai meglio non mettere i like adesso che non contano niente. Contano sempre. Il terzino di coppe, è vero. Bravi. Oggi ho superato l'esame per prendere la patente nautica. In grande! Tutti.
Gli esami non finiscono mai. Vai, i complimenti anche al Portogallo. Posso dire che arbitro non è stata una cosa eccezionale, secondo me anche il rigore e Fabinho hanno fatto tantissimi falli. Sì, Luigi, sì, sono d'accordo che il rigore, specialmente il rigore, per me ci poteva stare. Poi l'intensità della spinta, ma quando quello sta a tutta velocità basta che lo tocca un pochino, il gomito gli finisce dietro la schiena. Per me, se non è rigore quello, non saprei. Vedi, Emanuele, non è cattiva volontà, uno si dimentica perché sta preso, cioè, è la novità assoluta. Il Napoli perde una partita che non conta niente, ma il Napoli perde una partita e quindi uno sta preso dai turchi e non sa come, dimmi che dici, fammi lasciare il commento, fammi rispondere al commento dell'amico Bellino, le amiche belline, e uno si dimentica il live, il like. Vincenzo Gargiulo, per esempio, benvenuto. L'esame del sangue, andiamo un po' più in difficoltà, lo sai. Interessante le parole di Spalletti, ha detto la squadra mancava di motivazione e attenzione a fine partita. Ah, vedi? E queste sono tirate d'orecchie. Sono tirate d'orecchie. Perché vuol dire che, capito? Poi soprattutto aver preso i 2 gol come li hai presi sui calci d'angolo, eccetera, eccetera, sarà motivo di riflessione. Sicuramente si potrà utilizzare questa cosa qui. Sapete come la voglio leggere? La voglio leggere in positivo, come quando prendi 2 gol ma vinci comunque 3-2. Cerchiamo di capirci, cioè sei arrivato comunque prima del girone, la finalina l'hai persa ma hai raggiunto l'obiettivo più clamoroso che potevi raggiungere, però quei 2 gol che hai preso, tu l'hai vinta la partita 3-2, quindi hai portato i 3 punti a casa, l'obiettivo è benissimo, però quei 2 gol che hai presi, riflettiamo su quelli e quindi fai l'analisi e cerchi di migliorare, perché quando poi va tutto bene non si migliora su niente, e invece no, ecco, dimostriamo che non siamo imbattibili, non crediamoci troppo imbattibili, perché poi Spalletti stesso può dire ai nuovi, ai giovani, dice guardate ragazzi che non avete fatto niente di che, 32 punti tenevamo l'anno scorso e 32 punti teniamo adesso, non avete fatto niente di straordinario, quindi questa poi è la verità. E questo potrebbe essere importante, vedi? Sotto questo punto di vista hai vinto 3-2, farai subito 2 gol, andiamo a vederli e andiamo. L'altro ieri ho superato la trolla col test, vedi? Cioè, grandi traguardi. Forse sbaglio, ma non capisco questa ossessione dilagante nella piazza per Ndombélé. Ha giocato bene, meglio di Frank oggi per me, oggi ottima prestazione della squadra, risultato bugiato. Guarda, Waynes, che Ndombélé abbia giocato meglio di Anghissà, sono d'accordo, attenzione, perché ha fatto più cose Ndombélé oggi, cose anche importanti, è andato anche al tiro, poi qualche erroruccio così. Anghissà lo vedo passeggiare, lo vedo dinoccolare, su 2 parti da quando è rientrato, che lo vedo ancora così, quindi non c'è alcun dubbio su rispetto all'Anghissà in questa partita qui. In generale però quello che mi ha fatto vedere Anghissà, Ndombélé ancora non me l'ha fatto nemmeno intravedere, e quindi per questo è più un dubbio che rivolgo a Spalletti. Dice: sei sicuro che Ndombélé debba essere la tua prima scelta quando Anghissà, Lobot e Zielinski sono i tuoi 3 centrocampisti? Sei sicuro che Ndombélé la tua prima scelta o non possa esserlo Elmas o non possa esserlo Demme o Gaetano? Perché ho questa paura che Ndombélé si porta appresso il nome che ha, Ndombélé, mister 70 milioni di sterline, e poi alla fine in campo ti può rendere meglio un Gaetano mentalizzato. Capite? Potrebbe essere losco.
potrebbe assolutamente essere un po' la paura di rinfortunarsi. Oggi pure l'ho visto un po' che faceva così, con la paura di andare subito nello scatto, un po' come si diceva prima, ci sono i mondiali e ci vuole andare, eccetera eccetera, e quindi la doppia cosa: se mi rifaccio male e perdo i mondiali dispiace a tutti. State vedendo, no, quanti infortuni le altre squadre, Pogba che si fa male una volta, e Lukaku la ricaduta, e poi Spinazzola e quegli altri, insomma, è veramente un'ecatombe assoluta. E questo potrebbe essere uno dei fattori chiave, un fattore chiavi in mano, che poi sul lungo della stagione può fare la differenza. La squadra giovane che magari soffre di meno gli infortuni muscolari, non ve il nuovo Bakayoko, c'è il rischio, perché poi Bakayoko subito è stato dipinto come il palo della luce e non si è più scrollato questa cosa da mezzo, e ancora oggi dobbiamo insultarlo per forza. Noi non vogliamo insultare Ndombele, ma andiamo tranquillamente a dire: questa ci piace, questa non ci piace, gli vale 30 milioni, non lo so. Hanno voluto far vincere il Liverpool, una serie infinita di botte sullo Botka, e mancano tanti gialli per falli tattici. C'era il rigore di Kvara, poi il replay offside semiautomatico su Nunez. Dov'è? Allora, tutto giusto che c'erano i falli, sì, che i falli sullo Botka, sì, il rigore, sì, il replay offside semiautomatico sul gol di Nunez non c'era bisogno, perché si vede proprio il piede di Zielinski che lo tiene in gioco, e poi lì cambia veramente poco. Da 1-0, 2-0 cambia veramente poco. Però sì, che il Napoli poteva essere rispettato un pochino di più. Guardate che quando noi parliamo degli arbitri non è che in Europa non ci sono delle dinamiche anche lì. Ricordiamoci quello che si è visto nella storia: Bayern di Monaco, Real Madrid, lo stesso Liverpool. È storia. Pensare che non ci siano delle dinamiche anche lì, e che il Napoli non sia altro che un moscerino rispetto a certe superpotenze mondiali, dobbiamo tenerlo presente senza dubbio. Uscita Bobotta a centrocampo, in difesa non si è capito più niente. Quello è fondamentale anche nei recuperi. Hai proprio ragione, Ferdinando, hai proprio ragione, ne ha recuperati tantissimi palloni. Sul primo gol papera colossale, dateci un portiere. Dennis, vabbè, io non, su quei due gol per Meret io non me la sento, perché ripeto, sul primo gol vedere Kim che non salta proprio mi ha fatto strano, e quindi poi dopo arriva il mancato intervento di Meret. Li dovrei rivedere, non lo so, non me la sento sinceramente di prendermela con lui oggi. L'anno scorso abbiamo avuto anche noi tantissimi infortuni, ricordiamo certo, lui c'è ragione. Meret non ha colpe, la difesa sì, Olivera titolare è un mostro. Meret pessimo negli ultimi 10 minuti, 2 parate a terra da respingere tipo portiere di Yogi, o meglio alla Garella, che poi sono parate che lui di solito riesce a fare. Ma io direi, vediamo che cosa ne pensa anche il nostro, e dico nostro, non solo nostro, perché poi l'esclusiva, però Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera passanti, buonasera puntini, voglio dire, se tu consenti Valerio vorrei salutare i venditori di tappeti. Sì. Io sono, per la gioia di tutti voi, passato solo a salutarvi, perché come avevo anticipato ampiamente a Valerio, anche a Fabio, sono appena tornato a casa, anzi lasciando antitempo la birra dei cretini, perché non ho visto proprio la partita, adesso la vedrò di notte, quindi non posso fare il venditore di fumo. Se tu vuoi, se tu consenti, Valerio, quindi posso invece su quello ci terrei, se tu ritieni utile e interessante, fare un ragionamento generale, quindi lascio a te la scelta.
Sì, io lo voglio sentire il ragionamento generale. Ho visto il risultato che non mi soddisfa per nulla, quindi non posso dirvi come è maturato, me lo direte voi. Perché in settimana mi trovo in una situazione scomoda, perché uno può sembrare che ce la fa, lancia attacchi, io sono bravo, non sono bravo, proprio tutt'altro. Anzi, poi vi racconterò un aneddoto che mi garantirà molti anni di inferno. Niente, Valerio, non la smuovi certa mentalità perdente dei miei colleghi, non la smuovi. Allora facciamo i conti della serva, no? Perché poi qualcuno dice vogliamo prendere il Paris Saint-Germain. Il ranking UEFA non dipende dai soldi, dal fatturato, dipende dai risultati sportivi ed è nettamente sbilanciato. Lo ripeterò per l'ennesima volta perché è un argomento che non viene trattato in nessuna trasmissione, non se ne frega nessuno, come il fatto che le ultime ormai 12-14 squadre fanno sempre meno punti in Serie A, poi lo vedremo, e si basa sui risultati sportivi che tu fai sul campo. Siccome se tu vai in finale e vinci la finale, fai 13 partite, cioè il massimo che una squadra possa fare UEFA Champions League, non passando per i turni iper preliminari, 13 partite, e il Napoli di solito ne fa 8 perché viene eliminata agli ottavi. Diciamo che quest'anno ne facciamo 10. Noi 10 partite dobbiamo cercare di vincere il più possibile, perché quelli sono. L'anno prossimo noi scaleremo, non si tratta di fare il Nostradamus, 18.000 punti. In questo momento noi abbiamo 2 per 5, 10 e 4 quelli che ti danno di bonus, 4 e 4 del passaggio di turno, 18. Se dovessimo perdere 2 partite, 18 li abbiamo tolti e 18 non ne mettiamo. Non ha mai fatto niente. Siccome i famosi anni super Spallei, come quanto siamo stati bravi, l'anno scorso abbiamo 9.000 punti. Prima, e ve lo dissi, di togliere questi 9.000 punti ci servono 5, perché non te li puoi scegliere tu, ti vai a togliere quelli che ti convengono a te, il punteggio più basso, devi aspettare che arrivi a quell'anno. Noi quest'anno, e non è la Nostradamus Guido, è solo un povero imbecille che perde un sacco di tempo a fare i calcoli, a prepararsi file, a aggiornarli partita dopo partita, si perde un sacco di tempo, di ore. E a un certo punto tu, chiaro, l'ultima colonna la togli uguale per tutti, incominci a vedere quali sono le squadre che non sono eliminate e non faranno più punteggio, e vedi anche quelle che casomai non partecipano alla UEFA Champions League. Quest'anno il Napoli era 25esimo, l'Arsenal non ha fatto la UEFA Champions League e siamo riusciti a sgraffinare la terza fascia, ma di fatto eravamo la prima della quarta fascia. Quindi oggi un pareggio che non diceva vabbè, ma tanto sempre primi abbiamo fatto, non è vero, perché erano un punto, 1.000 punti. Come uscire a testa alta con Real Madrid ma con 0 punti, a me non frega niente di uscire a testa alta, preferisco uscire con un pareggio e una sconfitta, perché un pareggio oggi e un pareggio la prossima volta sono altri 2 punti o 2.000, invece di togliere 18.000 e mettere 18.000 ne togliamo 18.000 e mettiamo 20.000. Servono comunque 5 anni buoni per mantenersi delle alte posizioni. Vedete la differenza tra un Milan che l'anno scorso è partito in quarta fascia e quest'anno, non per meriti di ranking, ma perché chi vince il campionato è di diritto nei big four, prima fascia, e tra l'altro non si qualificherà come prima. Quindi questa mentalità non la smuovi, conviene perdere, poi che cosa vorrete fare? Bisogna fare delle scelte. Allora, è chiaro che è impensabile che una squadra vinca da qui a fine campionato come il Napoli tutte le partite, come si chiama, però io questo fatto non che devi tifare, del conviene perdere, perché così vinciamo a Bergamo. Che vi disse Guido? Guido vi disse Mourinho, e l'hanno preso per i fondelli, però poi nelle trasmissioni dice un grande stratega, però poi fa il permaloso perché ha detto delle cose che non piacciono a te. No, si è visto che è un grande stratega, tanto è vero che pure in difficoltà, con la Roma in difficoltà, quello che vuole, la Roma ha fatto 2 vittorie dopo la sconfitta del Napoli, perché Mourinho ha dato dei segnali, lì vedete la mentalità vincente, che deve dare alla sua squadra, e la nostra stampa dà i messaggi negativi l'anno scorso. Ma ti piace il primo ma Valerio, a te piace la pizza? No, sono messaggi. Quindi oggi non ho visto la partita e quindi non posso esprimere, nel senso, metti che Napoli ha dominato e per 2 pali autogol, quindi non so nulla, quella la vedrò, però non posso essere contento del risultato, non me ne frega niente della scaramanzia. La mentalità vincente è stata un bellissimo, nel libro di Baresi, e tra l'altro Maldini lo diceva in un'intervista, ha detto il mio esempio era Baresi, che uno in allenamento preferiva morire piuttosto che perdere una partita in allenamento. La mentalità vincente
non la costruisci dicendo oggi conviene perdere, oggi così, la costruisci che oggi è questa la partita, è Coppa Italia e devo vincere. Oggi è l'amichevole e devo vincere. Oggi è per il primo posto e devo vincere. Chiaramente non puoi vincere sempre, ma non parti con questa psicologia che oggi conviene perché ci siamo presi il primo posto per la differenza del Wave, però questa è una crepa importante e vediamo perché, per quanto mi riguarda, io l'ho scritto privatamente a Valerio, metà della stagione del Napoli si decide in questa settimana. Ci è andata bene per la differenza resi e può darsi che il dio del calcio, poi vediamo che cosa succede domani, poi ci punisce con un sorteggio difficilissimo, quindi calma e gesto, vinciamo, perché Napoli non ha l'esperienza, il blasone, il potere politico di vincere una finale, non di vincere, di arrivarci a una semifinale, ai quarti, non è mai arrivato ai quarti di finale, quindi sarebbe un grandissimo risultato quest'anno arrivare ai quarti di finale. Come Klopp ha sempre perso al San Paolo, però noi abbiamo sempre perso a Liverpool. Quindi oggi strappare un pareggio era un passo in avanti in questa crescita progressiva passo dopo passo. Questa è intanto una cosa che non, per quanto mi riguarda, premesso e ripremesso, mi chiedo scusa, ma contrariamente chiudo a una capigliatura particolarmente spettinata e mi vergogno che il mio canale artigianale che è nato durante il lockdown potrà far sembrare che sia uno scappato di casa, come si dice adesso, però io sono una persona molto pignola sul lavoro, anche perché nessuno mi ha regalato e mi regalerà nulla. Non faccio parte di quell'elite di raccomandati, non mi lamento, anzi, e quindi devo curare tutto sotto ogni aspetto e soprattutto non abbandono la serata. Il 99,90% del mio lavoro è preparazione, però anche quell'1%, oltre a come si chiama, io rimango col pubblico, mi seguo dietro tutto, devo vedere come reagisce il pubblico, lì pur essendo dall'inizio alla fine sono uno che si cura come fanno i registi, anche se non sono registi, ma in contatto con loro proprio la messa in opera della proiezione, quindi sapete, scusate questa, che ci sono anche delle tarature delle lampade, allora i cinema tendono a tenerle basse perché risparmi, allora invece i registi vorrebbero che quel film, la lampada fosse tarata a quella cosa là, quindi no, ho visto la partita perché cerco di fare in maniera seria e professionale il mio lavoro, siccome nessuno mi regala nulla, le persone si fidano di me e vengono proprio perché si fidano di me per tutto il pacchetto, diciamo, Guido. Tornando al calcio, dovevamo perdere prima o poi, non è successo nulla, quello che vuoi, però questo assolutamente da parte mia non c'è una condanna a Spalletti, allenatore, eccetera, però cambiamolo almeno nel canale di Valerio questa mentalità. Intanto le sconfitte in Europa pesano 5 anni, perché l'anno prossimo che potessi rincontrare il Liverpool, vorrei che questo messaggio fosse chiaro, parti da 0-0, ma questo ranking noi lo toglieremo fra 5 anni, tant'è vero che quello scadente dell'anno scorso e anche dell'anno precedente, perché abbiamo un 10 o un 9 che sono gli ultimi 2 anni, ce li toglieremo quando arriveremo a quell'anno da scalare. E quindi cercare di far punti anche quei pareggi che non servono, in cui si dirà vabbè, ma tanto sempre i primi abbiamo fatto. No, non è solo per un fatto economico, potresti essere una squadra che poi rimane in terza fascia e non è salita in seconda fascia per un 1000 punti o un punteggio, dici ma no, avessimo fatto quel pareggio. No, Guido, allora tu sei stato più preciso e specifico con questi numeri che sono importanti, che poi cambiano le storie delle competizioni, perché significa tanto arrivare in terza o in quarta fascia, lo stiamo vedendo. Io sono partito proprio nella live, ho detto già mi diranno meglio perdere adesso perché prima o poi dovevi perdere, che non contava niente, così. La mia risposta è stata alla fine della partita con l'Atalanta, io vi risponderò se è stato meglio perdere adesso. Quindi il mio discorso è stato un pochino più generale, proprio perché non conosco questo nuovo gruppo fatto di alcuni giocatori giovani, come reagisce rispetto alla sconfitta, perché la sconfitta è una cosa nuova, il Napoli si sta comportando benissimo e quindi proprio questo, tutti questi me ne saranno arrivati 100 tutti uguali, meglio perdere oggi che era influente, prima che iniziasse la partita voglio perdere 2-0, e no, è non chiaro, non Giulia, è vero, Giulia, no, non è così. Capito?
perdere 2-0 e vincere a Bergamo, se tu lo puoi fare a tavolino, benissimo, ci sto, ti stringo la mano e facciamo. Dato che non è così e dato che sappiamo che sono esseri umani, che perdere può togliere delle certezze, se vinciamo a Bergamo io ti dico bene, è stata una sconfitta che non ha influito sulla squadra. Se pareggiamo oppure perdiamo con l'Atalanta, io ti dico che perdere con il Liverpool, non che il Napoli l'abbia fatto apposta, ma non c'è nemmeno bisogno che lo dobbiamo spiegare, perché vi leggo i commenti. Non che il Napoli ha giocato anche bene, questa è una partita da pareggio, ma Guido vi ha spiegato anche il perché a livello di numeri nel futuro. Io l'ho detto a livello generale, ho paura che qualche certezza possa minare. Anche a livello generale in Europa è importante. Posso rispondere con assolutamente simpatia e morbidezza, quindi non vorrei che la mia risposta venisse interpretata con asprezza e severità. Ma è figlia di troppi anni e di un'egemonia, perché non c'è una persona che dice, infatti il ranking UEFA non viene mai nominato in nessuna trasmissione. Poi ogni tanto il Napoli fa un balzo, una cretinata, il Napoli fa un balzo, perché tu devi vederlo in progressione e tu l'anno prossimo ricolli. Nella vita, in qualunque attività che sia sportiva, professionale, cioè, a prescindere da quelle che ci possono essere nella vita, chiaramente ci sono, ovvero posizioni di privilegio, e non ti puoi basare su quello, no? Perché gran parte della popolazione non nasce privilegiata, non è il figlio dello sceicco di anni. Non puoi crearti alibi, questa è una cosa che mi è stata insegnata dai miei genitori. Qui non puoi dire, io per esempio stasera, facendo un esempio pratico, potevo a un certo punto presentato il film, comunque tutta la preparazione c'è stata, fatta una presentazione, io tra l'altro non voglio gli applausi, ho negato gli applausi alla mia persona perché si applaude al massimo il film, me ne vado, incomincio a vedere la partita, torno, dove commento il film, me rivengo qui, lo posso fare, nessuno mi vietava niente, tutto è andato bene. Beh, tu lo sai Valerio che oggi c'erano delle persone per caso passanti in città, mai più torneranno, sono rimaste incantate, come se... Lo puoi sapere? No. E tanti altri episodi ti potrei raccontare questa sera, che tra l'altro poi ero a cena, birra dei cretini con una persona che me, e abbiamo parlato di un'altra cosa che lui aveva visto, perché ieri ho presentato l'Esorcista, mi sono messo a parlare, questo è affascinantissimo, non li rivedrò mai più queste persone, probabilmente, chiaramente ci siamo scambiati il numero di telefono, cose là. Perché? Perché tu non lo puoi sapere. Allora, tornando al calcio, non funziona, perché non è una tabellina matematica, dici io sposto l'ovetto da qui a qui, o meglio perdere lì, è tutto collegato. Casomai, facciamo gli scongiuri, perdi con l'Empoli, ma eravamo stanchi. Ogni cosa, nel bene e nel male, è un tassello. Osimhen è migliorato tantissimo e siamo contenti di alcune prestazioni favolose che ha fatto in queste giornate. Scherziamo Valerio e io, perché Valerio dice visto potevi partire 2 metri in meno nello stesso... No. Però io che vi ho detto, attenzione, avere avuto quei compagni che hanno fatto quel tipo di prestazione e soprattutto ti hanno lasciato al primo posto quando tu torni è molto utile, perché ti toglie alibi, ti toglie non solo tensione, ti toglie anche una spocchia che c'è incondizionatamente, perché noi abbiamo anche una parte del nostro essere che è subinconscio, no? Tu dici comunque con me non succedeva perché io sono comunque il titolare, cioè. Allora la sconfitta di oggi speriamo, perché poi vediamo come reagisce, facciamo 3 vittorie di seguito fino adesso, benissimo, e intanto non è che è un campanello d'allarme, va analizzata e studiata con, spero di essere stato preciso e morbido con Giulia, con serenità, ma non con quest'idea è meglio oggi perché è meglio no. No, è successo oggi, capiamo perché abbiamo perso, quindi dobbiamo ancora fare uno step di maturazione che è in campo europeo, però oggi intanto tu non dovevi ragionare ho 3-4 gol di vantaggio, dovevi ragionare, perché poi abbiamo quei personaggi che dicono e voi gli andate appresso, il Napoli è favorito al Liverpool, io lo sapevo in settimana, e ho scritto privatamente a Valerio, diranno questa cosa perché ha 2 risultati per 3, beh è vero 2 risultati per 3, ma anche questa volta 2 risultati per 3 e sconfitta, ci è andata bene perché dovevamo farne 4 di gol, quindi usciamo da questa mentalità, che è la mentalità a prescindere dall'esercizio del potere del calcio, che comunque dobbiamo ammettere, perché noi dobbiamo ammettere anche gli errori
come ambiente, come squadra, come società, che non ci porta a vincere. Maradona non diceva mai conviene a vincere, Maradona voleva vincere sempre. Tant'è vero che quando il Napoli ha vinto la Coppa Italia Nobile, non quella che fai solo 5 partite, il Napoli vinse 13 partite su 13 e vinse 3-0, una partita spettacolare. Io c'ero con l'Atalanta in casa all'andata, si faceva andata e ritorno, e facevano uno 0-0 onesto, no, provarono lo stesso a vincere, segnò Giordano su punizione sul passaggio di Maradona, una vittoria ininfluente. Ma basta ricordare la famosa amichevole di Acer, Maradona lì gioca a pallone, deve segnare. Vabbè Guido, però non ha vinto sempre. Sì, perché tu non puoi vincere sempre, perché poi comunque non era il super squadra di tutti i tempi, ma quello che ha vinto, l'ha vinto quella squadra perché era frutto di una mentalità che ti portava a vincere, non pensare. Quando il Napoli uscì col Tolosa per quel maledetto rigore che viene sempre citato quando qualcuno sbaglia il rigore, ha sbagliato pure Maradona a Tolosa, erano tutti incavolati perché il Napoli è uscito a Tolosa, non è che dice adesso facciamo meglio perché siamo usciti con... Quindi calmi. Allora, Guido, no, scusami, non parlo più. No, poi c'ho pochissimo tempo io che tra 10 minuti devo staccare. È perché a New York adesso non stiamo più a -6, ma stiamo a -5, perché voi siete andati avanti con l'ora legale, l'ora solare, quindi è un macello. Devo spiegarmi bene io, perché Giulio, perché lo so, è una live particolare, io sono partito io in quarta. È chiaro quello che dice Giulia, è chiaro, una sola sconfitta si esagera? No, perché io non ho esagerato su nulla. E quello che dice Salvatore anche, se fosse stata una sconfitta netta sarei preoccupato. Io non sono preoccupato, cioè questo che non avete capito. La partita non la stiamo analizzando perché Guido non l'ha vista, io l'ho analizzata velocemente prima della live, quindi se vi siete collegati dopo vi dovete recuperare tutta la live. Non ho parlato di un brutto Napoli, il Napoli mi è piaciuto. Non ho parlato di una sconfitta meritata, perché se era 0-0 andava benissimo. 2 gol rocamboleschi che sono arrivati, giustissimo. Noi guardiamo la prestazione, non siamo risultatristi. 3 volte giusto. Quello che volevo evitare e che sapevo sarebbe arrivato proprio di corsa sui commenti, non solo qui ma in generale, io mi preoccupo di tutto l'ambiente Napoli, è la giustificazione della sconfitta. A me questo è quello che mi spaventa, perché conosco questa società, conosco questi giocatori, è un gruppo leggermente diverso, quindi spero che reagiscano in maniera diversa, ma ho paura della classica tiritera come l'anno scorso. Vabbè, il pareggio con la Roma ci sta e lì comincia la giustificazione della sconfitta. Io voglio sentire che peccato, si poteva fare qualcosa in più perché questo Liverpool non era imbattibile. Non voglio sentire vabbè e dopo 15 vi lamentate sempre. È questo di cui ho paura, voglio vedere crescere la squadra con l'ambiente a livello generale. Sì, Valerio, fammi dire questa cosa. Chiaramente, come non posso dire che sono perfettamente d'accordo anche con le pause e le virgole. Mi rivolgo a chiunque adesso sia in linea, molta calma e serenità. Si sta provando a raccontare, a segnalare, a indicare una strada diversa che passa per un capovolgimento della propria mentalità, che ovviamente è figlia di un calcare che manco con lo scalpello, il martello pneumatico toglie, però se ci mettiamo il martello un giorno, 2 giorni, 2 giorni, forse andiamo. Non è la colpevolizzazione, perché poi apro e chiudo una parentesi, per educazione si dice sempre mi sono spiegato male, però un paio di concetti, almeno sui numeri, non posso spiegarmi sempre male, se no, giusto che poi per lavoro, per certi risultati la gente paga per dire affascini quando parli, allora cioè poi arrivo qui da Valerio, non ho bevuto. E non sai spiegare più. No, perché non ho bevuto, cioè, ho offerto, però non ho bevuto, vi assicuro che non mi bacco la Coca-Cola, quindi non volevo citarla, quindi sono sobrio da morire, riposatissimo, serenissimo, anche volendo esaltatissimo, un film anglo-pakistano, portare tutte queste persone in sala, potrei essere senza sponsor, senza politica, senza assessore, senza aiuti, senza niente, qualcosa varrò nella vita, no? Serenità e il cambio di mentalità,
Cioè, noi che cosa abbiamo sentito in tutta questa settimana? Perché poi soffrendo di insonnia mi recupero così, forse per sadomasochismo a questo punto. Cioè, questa sconfitta per la mia categoria, la stampa, era già annunciata. Io ho sentito solo è meglio perdere lì, è meglio per... Nessuno che ha detto noi siamo superiori al Liverpool e lo vogliamo vedere anche adesso sul campo, perché abbiamo sempre perso in Inghilterra, cioè al Liverpool abbiamo sempre là. Adesso si va e si vince, e poi si va e si vince col Bergamo, poi pareggi con l'Atalanta perché non le puoi vincere tu. No, c'è già stata tutta la preparazione. Ecco perché, e voglio essere il più chiaro possibile, io so già negli umori di tutti i tifosi che infatti non c'è scontentezza, non c'è preoccupazione, anzi voi siete quelli che volete il mare di Napoli, Valerio e io. Vogliamo il mare di Napoli. Io stavo parlando di un film anglo-pakistano, come posso voler male del Napoli? Semmai mi è dispiaciuto non vedere il mio Napoli in diretta, giusto perché... no, ragazzi, volete seguire questa mentalità, però vorrei dire, in questi 20 anni quanti scudetti abbiamo vinto, quanti finali di Champions abbiamo vinto? Si dicono sempre le stesse cose, casualmente. Allora, la sconfitta non va criminalizzata, i ragazzi non vanno criminalizzati, va solo analizzata sia come, diciamo, singola prestazione, però, e ripeto ancora una volta, le sconfitte per un fatto semplicemente di rank. L'anno prossimo, Napoli-Juventus, per quanto è finita quest'anno, parte dallo 0-0 e non lo sai come finisce. E non è che ti prendi i punti che farai quest'anno, li metti quest'anno. Lo vogliamo capire questo concetto? Invece nel ranking UEFA, Liverpool-Napoli come partita sul campo l'anno prossimo, se si dovessimo rincontrare, spero di essere preciso una volta per tutte, parte dallo 0-0. Ma i punti che hai fatto quest'anno con Liverpool, quindi 2 all'andata e 0 ritorno, 2000 se li consideri pesanti, rimangono per 5 anni. Quindi non si può essere contenti di una sconfitta in Europa. Oggi il Napoli prende 0 euro. Se avesse pareggiato avrebbe preso quasi 1 milione di euro. No, Vittorio, aspetta, che stai dicendo? No, è proprio questo dobbiamo cambiare. Eccola qua. E quindi questa è ma non la smorza. E come faccio? Come faccio io qui? Io voglio bene a tu. Vuoi arrivare a 25.000 iscritti oppure no? No, non ci voglio arrivare. Lo capite? Capite come il discorso deve essere più ampio? Perché deve partire più ampio. Deve partire dalle domande che gli fanno a Spalletti, le facce che fa Spalletti. Spalletti ci ha detto, ragazzi, Spalletti può avere le sue colpe, potevi fare dei cambi, ma come mentalità sta cercando di farci crescere. Spalletti dice, se voi dite tutta la settimana che i ragazzi sono stanchi dopo la cosa delle nazionali, arriveranno stanchi. Guido ci sta dicendo questa cosa, se noi partiamo già che dobbiamo che la sconfitta ci sta, la sconfitta arriva. È arrivata, annunciata. Non mi dite perché ci sta, è logico che io vi racconterò che l'Atalanta quest'anno è più solida e meno sbarazzina, ve lo racconto dopo, ma andiamo a vincere a Bergamo. Fatemi sentire che quest'anno questo Napoli è talmente sfrontato che veramente vuole fare cose di pazzi e non importa che non c'è il rigore, non importa che aiutano il Milan, l'Inter, la Juventus la spingono, non importa niente a nessuno e quest'anno vinciamo senza alibi. Voglio vincere il campionato, basta! L'ho detto a Valerio, l'ho detto anche a voi tutti in live e vi invito a studiare, a leggere. Se voi leggete le biografie dei grandi sportivi, donne e uomini, qualunque sport, di squadra, sì, ma anche dei grandi cantanti, interpreti, attori, no? Michael Jordan, prima di quella finale tremenda, dove fa gli ultimi minuti, raccontata in maniera poetica, sublime, magistrale, era quel genio che Federico Buffa, perché citiamoli i giornalisti bravi, sapete il mio modo di fare, quello. Buffa ci racconta, Buffa va a bordo campo, dice a Fabio tranquillo, ciao, sei morto, perché la notte prima aveva passato la notte sul cesso per intossicazione alimentare. Perché Michael Jordan ha vinto? Cioè pure in una situazione, poi lui racconta che lui ha visto la partita, Michael Jordan ha visto gli ultimi minuti,
non ha alibi nello sport. Allora chi vince nello sport? E non vince sempre, perché pure Michael Jordan è andato a fare il baseball, ma Magic Johnson in questi giorni ha fatto, cioè pure i grandissimi campioni che hanno vinto, no? Grandi rivalità, ma in qualunque sport, nel tennis, eccetera. Però chi vince? Ci sono anche tante persone nella terra di nessuno che poi non sono mai arrivati, perché nessuno vince 100 anni di seguito. Borg 5 Wimbledon e poi viene finalmente battuto dopo la mitica finale con McEnroe dove vinse per la quinta volta. Cioè, quindi allora, se uno studia nello sport, che cosa legge? Che la mentalità è fondamentale in due direzioni, amiche e amici bellini: la tua, che diventi vincente, e negli altri, che li indebolisci. E lo potete, qui non perché lo dico io, non è il santone come ha scritto un simpaticone qua, io non sono un santone, perché la vita non mi ha regalato nulla, caro amico, mi sputo sangue ogni giorno. E infatti alle mie due pupille, dopo che gli ho insegnato tutto, gli ho detto una sola regola: disimparate tutto quello che avete imparato da me, se no fate una vita difficile, siate morbidi, accettate i compromessi, quindi altro che santone, ok? Però la psicologia è importante. Pioli, che continua a parlare del Napoli, io ho parlato con dei milanisti importanti che erano a San Siro per Milan-Napoli, e loro ancora il Napoli è favorito, come sia, perché quella partita non gli è andata giù. Quei messaggi che continuano a parlare sono stati messaggi di debolezza, e poi tu perdi col Torino, perché loro, e ve lo dissi subito dopo la partita importantissima, svolta, forse anche fortunato, quello che volete, però ho detto non è andata giù e non gli sta andando giù per un sacco di tempo. Beh, le dichiarazioni nelle settimane successive hanno dato ragione a me, ma non perché io sono il santone, perché ho migliaia di ore spese a studiare. E quando tu l'hai letto in centinaia, o hai parlato con giocatori di football, di basket, ex allenatori, nel mio piccolo, perché io non sono nessuno, okay? Quindi non è che sono, beh, cavolo, io non sono nessuno, ma loro hanno vinto. Quindi resto umile e credo a loro. No? Se loro me lo dicono e sanno come si vince, chi sono io per dire no, non è così? No, è così, perché poi 1, 2, 3, cioè 50, 100, 250 avranno ragione, e quello è la caratteristica comune di chi vince. Uno può avere più talento, uno può essere più iracondo, uno può essere più caldo, però non si è mai visto in nessun campo, che sia sportivo, artistico, un cacasotto che vince. Mai! Trovatemi. Un pavido. Un pavido, sì. Scusa, mi è uscito un termine un po' colorito. No, mi piace il termine pavido, e gli infingardi non vincono. Guido, io mi dispiace che ti devo interrompere e salutare come tutta la community, però grazie di essere passato anche senza aver visto la partita, ci tenevo moltissimo. No, mi spiace moltissimo, ma lascio subito andare Valerio, e non per serietà, infatti non mi azzardo minimamente, ma proprio con umiltà. Mi scuso che non l'ho vista, però non ce la faccio, cioè io mi siedo sopra tutti, poi ti mando una foto in privato della scena finale, io non faccio far foto a nessuno, Rita mi arrabbia, non possono riprendermi quando faccio la presentazione, scusa, poi là c'ho una serietà sul lavoro forse anche esagerata, però io guardo anche quel lavoro, come le persone reagiscono durante il film, le scene, cose, anche quello diventa uno studio ulteriore, no? E quindi non ci sta niente da fare, non posso andare da una parte e l'altra. Poi la recupero, però quello è anche una questione, permettete, di rispetto nei confronti delle persone, che per una semplice mail, io mando una semplice mail, quindi sono già ecologista da anni, vengono però adesso la recupero, mi intossico pure se so il risultato, mi faccio un minuto perché sennò non mi contraddico. Vi ringrazio per la pazienza, stiamo sereni, godiamoci il percorso, ma le sconfitte in Europa, impariamo, pesano di più, 5 anni. Non è vero che pesano 5 anni. Buon lavoro Valerio, un saluto alle amiche Bellini, amici Bellini e i venditori di tappeti. Grazie a Guido Gentile. Amici miei, veramente chiedo scusa, sono l'1:30, ma insomma, un'ora e mezza di live, non so più che ore sono in Italia, non ho più nemmeno idea, e vi saluto tutti. È chiaro, ci sta proprio un problema, secondo me, è di sottile comunicazione
è un problema di sottile, come vedi che anche questo messaggio, mo finiamo con dire che doveva fare la partita della vita per poi andare a ben che non scagata, se la partita se la sono giocata, sì, con intelligenza, sì, ha vinto il Liverpool per caso, sì e no, c'è un problema di comunicazione. Domani, nel video di domani, cercherò di essere ancora più chiaro di quanto non so, perché adesso comunque a me la sconfitta brucia e quindi sono un po' più su di giri nella live post partita. Sarò ancora più chiaro e secondo me converrete con me con quello che è il discorso della mentalità. Non sto colpevolizzando il Napoli, non me la sto prendendo con i giocatori, con Spalletti un pochino sono dispiaciuto. Spero che questa sconfitta, come molti di voi mi hanno detto, sia indolore, nel senso meglio perdere adesso ma se vinci con l'Atalanta, e spero di potervi dire tutto questo dopo la partita con l'Atalanta. Ma ci vediamo domani e ricordate, perché poi non è un caso che succedono queste cose qua, perché questo poi è la chiave di tutto. Se il Napoli fa queste cose in Europa va benissimo,